Diogo Seixa, Lucas Onorio carica la bomba, gol da fuori, non la vede purtroppo neanche partire l'estremo difensore di Breganze. Scusate, era quello col 13. Ai ai ai, parte il cartellino dalla manina di Pigato, sotto gli occhi di Pigato il numero 75 Luca Onorio, disposta benissimo, Cairo, gol di Cairo e ce la fa finalmente Breganze, sfrutta la superiorità numerica, ovvero Francesco, entra a crocco col numero 6, ovvero Nicolò. Quindi sempre è bello il gol velocissimo, il passaggio di Piccoli, addomestica la palla con una mano, bravissimo Pietro, dribbla tutta Valdagno, poi alla fine il suo tiro è intercettato da Crocco che rilancia subito Sanchez che non si fa pregare, parte tutto da solo, finta, palla nel 7, rimane di stucco Giuseppe Tagliapietra, 3-1 per Valdagno. Costenaro, Pietro Agostini, Agostini va fino in fondo. Oh, gol di Agostini! E che gol di Agostini, Pietro! Con il confezionare l'ultima occasione, 17, aggancio, oh, c'è un altro blu, ancora per Onorio, reo di aver lasciato lì la stecca. Pigato per la seconda volta, è lui che punisce Onorio, sempre lui. Blocco del suo fratello, si scambettano uno con l'altro, non agganciano, 2 contro 1 e ce la fa. L'avevo vista da come era partito Seixa, però è stata l'ingenuità a centrocampo, come ha perso la palla Breganze. Riparte Agostini, Agostini fino in fondo, Agostini, poi finisce troppo sotto il portiere, rigore. Facoltà anche di muoversi, non tirare nettamente, decide il tiro, la palla non fa in tempo a rimanere lì, niente. Volpe, bello, Cairo, gol! E c'è il gol di Cairo, bellissima la trama, Volpe, Cairo, si presenta tutto da solo, sono Crocco e Tagliapietra. Antonio, gol! E c'è il gol di Antonio Tagliapietra! Cosa ha fatto? Lo mette a sedere! E poi anche l'unico che possiede Breganze. Onorio mette in mezzo, non aggancia. Ha visto un rigore. Tagliapietra che tante volte questa sera ha detto di no. E stavolta non può niente. È una bomba quella di Thiago Sanchez. Un'autentica bomba sotto la traversa. Allora, era il 10° fallo, tutto nelle mani di Pietro Agostini. Sicuramente deciderà di muoversi, non penso tiri da quella distanza siderale. Agostini, gol! E c'è il gol di Pietro Agostini, pareggio di Breganze. Breganze è ancora lì, Breganze è ancora qui. Siamo ancora qua. Altri campi. Al primo time out se ci sarà, ve li leggerò al volo. Attenzione, qui ci vorrebbe un VAR. Qui ci vorrebbe un VAR perché ho visto una stecca volare, quella di Tagliapietra. Aia. No, c'è il cartellino rosso. Cartellino rosso per Tagliapietra. Diogo Seixa, Sanchez c'ha la bomba da fuori e trova il gol. Il Paste, Porello, non la vede neanche partire. Sono a 5 quelli di Breganze, finale incandescente, lo prova tutto il Breganze. Attenzione però la palla non va, palla scoperta, Agostini para e poi c'è il gol, la palla finisce dentro con Crocco, ma ad onor del vero dovevano provarci.